incidente domestico nel pomeriggio a Concio, 69enne scivola mentre stava potando un albero nel giardino di casa, cadendo si infilza il volto su un paletto in metallo del cancello. L'uomo muore poco dopo il ricovero in ospedale. Insulti razzisti e minacce, un baby calciatore del Treviso Calcio è sconvolto, il rischio che non torni più a giocare, dice il responsabile del settore giovanile, fatto da chiarire, replicano i dirigenti della squadra avversaria veneziana. Trevignano sotto shock per la morte della 25enne Angela Affedato, stroncata da un infarto mentre si trovava in vacanza in Scozia. In fiamme ieri sera i boschi a Colvisentina, confine tra i territori del Vittoriese e del Bellunese, e ci sarebbe l'ombra dei piromani sui roghi del Cansiglio. La Regione autorizza l'assunzione a tempo determinato di medici in pensione per garantire i livelli essenziali di assistenza qualora non vi fosse la disponibilità di medici sul mercato, l'annuncio oggi del governatore Zaia. Nuova bufera sull'assessore Nizzetto per il patrocinio a 2 incontri sull'autismo con relatori negazionisti delle teorie di Darwin. Il sindaco, nessuna ideologia, ma in futuro chiederà agli uffici più approfondimenti. Primo giorno a Treviso per il nuovo questore Vito Montaruli, che lancia subito l'appello ai cittadini. Sui furti, collaborazione fondamentale, ma segnalate sempre prima alle forze dell'ordine. Una tradizione che si rinnova da secoli in tutte le nostre comunità, dalla Pedemontana fin quasi in laguna, il Batar Marso. Noi siamo andati a seguirlo lungo il Siler. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben trovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali si apre con un terribile fatto di cronaca accaduto nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio a Concio. Siamo a Casale sul Sile, un 69enne pensionato che è scivolato mentre stava potando un albero in giardino e si è infilzato nel cancello di casa. La corsa in ospedale e poi la morte poche ore dopo. Un lavoro che probabilmente era abituato a fare. Questo pomeriggio, poco prima delle 17, un pensionato di 69 anni ha iniziato a potare un piccolo alberello nel retro della sua abitazione. In quel momento l'uomo era solo. All'improvviso è scivolato dalla scala ed è finito contro la recinzione di metallo, trafitto in pieno volto da un paletto. Il gravissimo incidente domestico è avvenuto in via Coletti a Concio. Sono stati attimi di vero panico. Le urla strazianti hanno richiamato l'attenzione dei vicini di casa, che hanno immediatamente allertato il suo M118. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravissime. I sanitari lo hanno trasportato al nosocomio con l'elicottero. Il pensionato è morto poche ore dopo all'ospedale. Sul posto, oltre agli infermieri del suo M118, sono intervenuti anche i carabinieri. Una tragedia che ha lasciato l'intero paese sotto shock. Davvero una terribile tragedia. Adesso la storia, la vicenda che vede un ragazzo ancora sotto shock, un giovane calciatore, un calciatore di 14enne di colore del Treviso Calcio, bersaglio di insulti razzisti e anche di minacce. È accaduto domenica scorsa durante una partita appunto della categoria giovanissimi, e adesso, dice il responsabile del settore giovanile, è sconvolto. Speriamo che voglia tornare a giocare. Insulti razzisti e minacce verso un giovane calciatore, il tutto durante un incontro del campionato Under 15 regionale tra Treviso e Milanese. È quanto racconta chi domenica mattina era sul campo di Cendon di Silea. Durante la gara praticamente un nostro giocatore di colore è stato bersagliato più volte da alcuni ragazzi della Milanese con insulti gravi e pesanti, delle frasi a sfondo razziste per il colore della pelle. Ci sono state minacce, e ci sono state minacce anche per un suo compagno di squadra, che tra l'altro anche lui di colore, che è andato in sua difesa. Questo è stato percepito da tutto lo staff che era all'interno del campo, da tutti i genitori che erano all'esterno del campo. Comportamenti che hanno profondamente ferito il giovane calciatore. Fine gara è scoppiato in lacrime, e diciamo che in questo momento il ragazzo è in uno stato psicologico abbastanza giù. Lui si sente un po' colpevole di una cosa che realmente poi non è colpa sua. I compagni di squadra e tutta la società si sono da subito stretti intorno al ragazzo per aiutarlo a superare quanto accaduto, sperando che questo non lo spinga ad abbandonare la sua passione. Non so se oggi verrà al campo per l'allenamento. È chiaro che è un ragazzo, un bambino di 14 anni che si è trovato per la prima volta in degli episodi sgradevoli come questi. La società del calcio Treviso ha informato la FIGC di quanto accaduto. Non è una richiesta
di squalifiche o d'altro. Cioè, era giusto informare dell'accaduto, dell'episodio sgradevole. Noi condanniamo il gesto, non la società del Milanese, chiarisce poi Campolattano. Dalla Milanese mi aspetto semplicemente che è giusto che faccia le proprie valutazioni, le proprie indagini, è giusto che ascolti le due campane, dopo starà a loro o comunque alle persone che girano attorno alla società o al ragazzo e agli allenatori moralmente capire cosa, se hanno sbagliato o meno. Ed è quello che la dirigenza della Milanese intende fare, chiarezza sulla vicenda. Fino a quando non vedo il ragazzo e non chiarirò con lui, non mi sembra corretto andare oltre, devo anche prima capire bene i fatti. Se è sbagliato pagherà, bisognerà giustamente trovare le giuste correzioni, perché non dobbiamo frustare nessuno. Intanto il Calcio Treviso ha deciso di dare un segnale domenica in campo. Manderemo in campo le nostre squadre giovanili, almeno l'Under 15 e l'Under 17, con una maglia contro il razzismo. Ed ora nuovi roghi sui boschi del Trevigiano, ma non solo, in fiamme i boschi a Col Visentina, ai confini tra il Vittoriese e il Bellunese, numerose le squadre dei Vigili del Fuoco in azione ieri sera. La chiamata al 115 è arrivata poco dopo le 23. In fiamme i boschi a Col Visentin, fra le province di Treviso e Belluno. Il fuoco era visibile a decine di chilometri di distanza. Il forte vento di ieri sera ha alimentato le fiamme, che si sono propagate in un attimo. Immediatamente i residenti hanno allertato i vigili del fuoco, che sono arrivati con diverse squadre sia da Treviso che da Vittorio Veneto. Numerosi anche i volontari dell'antincendio boschivo. Le fiamme hanno raggiunto una linea di fuoco della lunghezza di circa 800 metri. Le operazioni sono durate per quasi tutta la notte e questo è il secondo incendio in soli 2 giorni. Domenica pomeriggio un altro rogo è scoppiato a Villa di Villa, una frazione di Cordignano, ed ha interessato 3 ettari di bosco. L'ipotesi più accreditata è che qualcuno possa aver innescato le fiamme. Secondo alcune segnalazioni sarebbe stata notata un'auto con persone a bordo proprio nel punto dove è partito l'incendio. Intanto si attendono gli accertamenti anche sull'incendio di Col Visentin. Il sindaco di Vittorio Veneto Roberto Tonon aspetta di avere ulteriori notizie per capire se dietro a questo rogo ci possa essere un piromane. L'attenzione è alta e dalle amministrazioni l'appello ai cittadini di segnalare subito se notano movimenti anomali nei boschi. Ed ora la morte a 25 anni di Angela Fedato, un paese sotto shock trevignano per la fine di questa ragazza. Un'ultima chiamata alla sorella prima della fine. Ha fatto appena in tempo, poi quel suo cuore malato ha smesso di battere a soli 25 anni. La morte di Angela Fedato è arrivata come un macigno sul Trevignano, dove la famiglia è molto conosciuta. Il destino ha voluto che Angela se ne andasse lontano da casa, a Edimburgo, una vacanza con un amico per rilassarsi prima di un esame all'università. La tragedia si è consumata all'improvviso, i dolori, l'arresto cardiaco, la corsa all'ospedale, disperata ma vana. In quei drammatici momenti, consapevole di essere a un passo dalla fine, la ragazza è riuscita a fare una drammatica chiamata alla sorella, che vive in Spagna. Poi la tragedia è rimbalzata subito in paese. Mamma e papà, entrambi medici, sono partiti alla volta della Scozia. Sulle cause della morte sembrano esserci pochi dubbi, anche per i trascorsi clinici della giovane. L'attesa ora è per il rientro della salma, a brevissimo. Diplomata all'Einaudi di Montebelluna, appassionata di arte e teatro, si era trasferita a Torino per seguire i corsi della scuola Holden per scrittori e registi, poi il ritorno a Falzè e l'avventura universitaria a Padova. Una ragazza solare, con una gran voglia di aiutare gli altri, un sorriso che a Trevignano rimpiangeranno. Parliamo adesso, lasciamo per un attimo la cronaca e parliamo dell'allarme, carenza dei medici in Veneto. Allora l'aveva annunciato oggi la decisione con la delibera di giunta, parliamo del governatore Zaia e dell'annuncio dato appunto stamane dello sblocco della possibilità di assumere a tempo determinato medici che si trovano adesso in pensione. La carenza di medici, stimata a 56.000 a livello nazionale, è un problema che coinvolge anche il Veneto e per garantire i livelli essenziali di assistenza, una delibera della Giunta regionale autorizza i direttori generali delle ULS ad assumere medici in pensione a tempo determinato. A Palazzo Balbi sono convinti che la sanità pubblica abbia un futuro solo se ci sono giovani, ma c'è anche la consapevolezza e la volontà di garantire cura e assistenza finché il problema non sarà risolto a monte.
tamponare un problema e dare una copertura giuridica ai nostri direttori generali. Nell'attesa che qualcuno risolva il vero problema, che è quello delle borse di studio e quindi delle specializzazioni e dei posti, si fa in modo che si possano richiamare, diciamo, i medici più efficienti che sono magari andati in pensione. La delibera della Giunta regionale esclude i prepensionati volontari. In Veneto mancano circa 1.300 medici e questo nonostante vengano banditi i concorsi per le assunzioni. All'ultimo disposto da Azienda Zero per 80 posti si è presentata una decina di candidati. Perché è stata sbagliata la programmazione nella formazione dei medici? Perché i medici per poter operare devono aver fatto la scuola di specialità che dura un paio d'anni, perché questa scuola di specialità ha un numero chiuso e quindi per il Veneto sono un centinaio di posti più o meno all'anno, il che significa che non siamo neanche in grado ogni anno di formare i medici che si vanno in pensione. Togliere il numero chiuso all'università ed effettuare la selezione durante il percorso di studi è da sempre la posizione del presidente Zaia, che è poi intervenuto anche sul dibattito aperto riguardo alle nuove schede sanitarie. Io posso capire le perplessità di tutti, posso anche capire fino in fondo anche chi si inquieta e va a manifestare, però voglio dire una cosa, non si è deciso nulla, adesso c'è la fase delle audizioni. Trovo strano che per andare a caccia del passero qualcuno si attrezzi con un carro armato, non mi torna il conto. A Treviso adesso per parlare di una polemica che riguarda ancora una volta, come è accaduto qualche giorno fa, ricorderete la polemica sui corsi di lingua veneta, riguarda l'assessore Nizzetto, Silvia Nizzetto. Il caso è quello sollevato ieri sera in Consiglio Comunale dalla consigliera Marina Bosu, che ha chiesto chiarimenti per il patrocinio concesso a 2 incontri sull'autismo che hanno avuto come relatori però dei negazionisti delle teorie di Darwin. Nuova bufera sull'assessore Silvia Nizzetto per un patrocinio concesso a 2 corsi sull'autismo che si sono tenuti qualche settimana fa a Palazzo Rinaldi. È stata la consigliera comunale Maria Buoso di Treviso Civica durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale a presentare un'interrogazione per chiedere chiarimenti sugli enti che hanno organizzato gli incontri, un'associazione e una scuola parentale, e sui 2 relatori. Che si presentano nel loro sito come rispettivamente geometra e laureata in scienze della formazione, nonché genitori di un bambino autistico. Ora, fatta salva ovviamente tutta la mia solidarietà e la comprensione per l'esperienza di questa famiglia, ma mi chiedo se queste qualifiche prima di tutto siano necessarie e sufficienti soprattutto a fornire un servizio per operatori della scuola pubblica a cui era rivolto appunto questo seminario su un tema così delicato. La scuola si presenta come creazionista, cioè non crediamo nelle teorie di Darwin che sono indimostrate, e poi appunto sostengono che l'umanità discende da una sola coppia umana, e questo è un punto abbastanza rilevante. Durante il suo intervento a Palazzo dei 300 Maria Buoso ha poi fatto riferimento a quanto scritto su Facebook da uno dei relatori. Nel suo post afferma che il meticciato umano, io capisco l'incrocio tra esseri umani che provengono da aree diverse, non esiste come fenomeno naturale. Da qui la richiesta di chiarimenti a Cassugana. Quando il Comune di Treviso dà il patrocinio a iniziative di questo genere, queste persone che messaggio stanno diffondendo quando formano operatori della scuola pubblica? Il sindaco Conte spiega come i progetti non vengano scelti in base ad un'ideologia particolare. Non sono state fatte scelte sicuramente di parte o di schieramento politico, sono stati valutati i progetti sulla base di quello che loro hanno presentato da un punto di vista di relazione. Cercherò di capire i criteri della commissione tecnica interna di uffici che hanno vagliato i progetti, aggiunge poi il primo cittadino. Mi confronterò con l'assessore Nizzetto, ho chiesto anche un report di tutti i progetti, se ci sono delle criticità in qualche progetto o delle criticità legate a qualcuno dei relatori in tutti questi incontri, valuteremo e prenderemo provvedimenti. Chiederò per il futuro che i progetti debbano, soprattutto quando si parla di autismo piuttosto che altri temi legati ai ragazzi e al sociale, che ci sia maggiore approfondimento da parte degli uffici. Primo giorno a Treviso per il nuovo questore, subito un appello ai cittadini. Si è insediato oggi negli uffici di Piazza delle Istituzioni il nuovo questore di Treviso, Vito Montaruli. In polizia del 1987 Montaruli è stato questore vicario a Vibo Valentia e a Lecce e negli ultimi 2 anni questore a Lucca, dove il suo posto è stato assunto proprio dall'ex numero 1 della polizia trevigiana, Maurizio Dalle Mura. Nella città toscana si è occupato della sicurezza del G7 degli affari esteri e del concerto in centro storico dei Rolling Stones.
Di particolare rilievo, e tema caro ai trevigiani, i risultati raggiunti nel contrasto dei crimini predatori, furti e rapine, grazie ad un approccio quasi scientifico fatto di mappatura dei reati, studio delle zone calde e controlli più precisi su orari e abitudini della popolazione, ma anche e soprattutto incentivando le segnalazioni da parte dei cittadini, che però, mette in chiaro il questore, devono essere tempestive e seguire un ordine ben preciso. Evitare di fare la segnalazione prima sui social network, come talvolta mi è capitato di vedere, e dopo di farlo alla polizia. No, deve essere l'inverso, tu lo dici magari anche ai tuoi amici, però lo devi fare subito, devi segnalare subito alla polizia. Segnalazione immediata consente un nostro intervento più efficace, più immediato, più tempestivo. Tra le competenze di Montaruli anche approfondimenti specifici sull'antiterrorismo e sulle infiltrazioni mafiose nella pubblica amministrazione, temi recentemente diventati di scottante attualità anche qui nel Veneto. E proprio la polizia ha bloccato a Spresiano un 58enne ghanese con 3 kg di droga in auto. Guardate, sentite anzi cosa ha cercato di fare per evitare il controllo. È stato arrestato un ghanese di 58 anni, nell'auto nascondeva oltre 3 kg di marijuana. L'uomo è stato bloccato durante un controllo da una volante della polizia. Alla vista degli agenti ha finto di pregare, ma l'auto che stava guidando, fra l'altro, era stata segnalata come mezzo utilizzato da sedicenti tecnici del gas per commettere truffe ai danni degli anziani. I poliziotti, mentre lui proferiva la frase Jesus Christ, Jesus Christ, hanno controllato la vettura trovando la droga. La preghiera non lo ha salvato e per lui sono scattate le manette. Lo straniero questa mattina è stato processato per direttissima al Tribunale di Treviso e ha patteggiato 1 anno e 8 mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena. Il 58enne non avrebbe sulle spalle nessun precedente penale. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Migliore. Rieccoci in studio, in diretta, ripartiamo dalla cronaca. I carabinieri di Castelfranco che denunciano un giovane per ricettazione, recuperato diverso materiale audiofonico. Stava passeggiando alla Sagra Street Food a Bessica di Loria quando in uno stand ha riconosciuto alcune sue attrezzature che gli erano state rubate nel luglio dello scorso anno a Carmignano di Brenta. L'uomo ha prontamente avvertito i carabinieri, che sono così risaliti ad un 22enne di Cittadella, denunciato ora in stato di libertà per ricettazione. I militari del nucleo operativo radiomobile di Castelfranco hanno recuperato diverso materiale audiofonico, decine e decine di pezzi, tra cui impianti audio, impalcature ed amplificatori per un valore complessivo di circa 100.000 euro. Allora, per evitare anche i numerosi furti di biciclette che avvengono come in ogni città, oltre che per sensibilizzare all'uso delle 2 ruote, il Comune di Treviso organizza il servizio di punzonatura delle bici. Treviso punta a diventare la capitale della bicicletta, promuovendone sempre più il suo utilizzo. In quest'ottica Cassugana dà il via alla campagna di punzonatura delle bici classiche o elettriche, mediante marcatura delle 2 ruote sulle quali verrà impresso il codice fiscale del proprietario. Riuscire ad averne un registro, garantire a chi ha una bicicletta la possibilità di ritrovarla laddove gli venga sottratta, e quindi attraverso questa targatura, questa marchiatura della bicicletta, noi riusciremo ad avere un registro delle biciclette in modo tale da poter restituire al legittimo proprietario quella bicicletta che dovesse essere persa, rubata. Il primo appuntamento è per sabato mattina in piazza Borsa. Bisognerà presentarsi muniti di bicicletta, modulo scaricabile dal sito del comune, compilato, tessera sanitaria e documento. Dopo questa giornata il servizio di marcatura proseguirà ogni sabato mattina di aprile negli spazi del comando di polizia locale. Ci rivolgiamo sostanzialmente a biciclette di uso quotidiano, non a strumenti di natura sportiva o comunque di grande pregio. A chi deciderà di marchiare il proprio mezzo verrà fornito un kit con faretti a LED per sensibilizzare sull'importanza dell'illuminazione e quindi della sicurezza. In contemporanea a questo servizio verrà lanciato anche PUMS, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, uno strumento urbanistico che andrà a ridisegnare la città del futuro. Si andranno a verificare tutte quelle soluzioni di mobilità e viabilità che consentiranno alla città di essere più agevole e più frequentabile. Andrà ad analizzare la viabilità, andrà ad analizzare la sosta, il trasporto pubblico,
e la ciclabilità. Il PUMPS prevede anche un percorso partecipativo con il coinvolgimento dei cittadini attraverso incontri e questionari online per raccogliere idee e richieste. A proposito di mobilità, è iniziata oggi l'installazione di nuovi pannelli luminosi all'ingresso della ZTL del centro, lavori come vediamo nelle immagini sul varco di via Cornarotta, quindi Cal Maggiore, via 20 settembre, San Leonardo e via Martiri della Libertà. I nuovi pannelli informeranno gli automobilisti se il varco è attivo o meno e conseguentemente se le telecamere sono o no in funzione, così come quelli già in funzione in via Campana e in via Manin. E adesso i 25 anni della Città della Speranza con una staffetta maratona verso il Vaticano e un testimonial d'eccezione. Una super maratona, anzi un'ultramaratona benefica da Padova al Vaticano, 530 km che sono la metafora della maratona che da 25 anni la Città della Speranza corre per salvare tutti i bambini malati di tumore. La fondazione, per festeggiare i suoi primi 25 anni di attività e ricerca, ha deciso di correre fino ad arrivare da Papa Francesco, abbracciando idealmente tutti i bambini che soffrono. La fondazione è nata quando praticamente 20 bambini su 100 se la cavavano, oggi siamo oltre 80, ma il traguardo di arrivare al 100 è ancora lontano, quindi però passi ne sono stati fatti tanti e tanti sono stati fatti anche grazie ai risultati che sono ottenuti in questa torre della ricerca, che non ha fatto ricerca così senza risultato, ma ha fatto ricerca che oggi propaga le proprie di fatto risultati in tutto il mondo. La partenza il giorno di Pasqua, il 21 aprile, dalla sede della Torre della Ricerca a Padova, l'arrivo in Vaticano il 24, la staffetta vedrà protagonisti esercito e carabinieri. L'ultimo tratto a Roma sarà percorso dai rappresentanti della Fondazione Città della Speranza e da un bambino guarito di appena 4 anni che poi sarà ricevuto da Papa Francesco insieme ad una ristretta delegazione e a cui consegnerà tutti i biglietti scritti dai piccoli pazienti della Città della Speranza e contenuti nel testimone blu che si passeranno agli staffettisti. Testimonial dell'evento il cantante Red Canzian. Io lo dico sempre, è una forma di sottile egoismo fare qualcosa di buono, perché il primo che sta bene, se poi tu sei tu, hai capito, perché ti senti bene, ti senti a posto, per cui nessun atto di eroismo, è un dovere. L'ultramaratona da Padova al Vaticano è un modo per far conoscere a tutto il paese i grandi risultati portati avanti dalla ricerca della Città della Speranza per combattere le neoplasie infantili e l'importanza del sostegno della gente a questo grande progetto d'amore. Il nostro obiettivo è di andare oltre quelli che sono i 10 milioni di euro di raccolta fondi e oltre. L'ambizione nostra è che ogni bambino riesca a guarire, questo è il motivo fondamentale di questa maratona, che di fatto esplica quello che noi vogliamo, cioè non arrenderci mai e arrivare fino in fondo. Sarà rinnovato anche quest'anno il rito ancestrale per richiamare l'avvio della primavera, lo abbiamo seguito lungo il Sile. Hanno atteso l'imbrunire per rinnovare un rito antico come l'uomo e quello del risveglio della terra dopo il lungo sonno invernale, rito pagano ma anche cristiano legato al 25 marzo, giorno dell'annunciazione del Signore e se vogliamo anche politico con la nascita di Venezia che da brava dominante spostò l'usanza il primo giorno del mese dedicato a Marte. Insomma tante storie per un'identica volontà, quella di lasciarsi alle spalle l'inverno e dare avvio al nuovo ciclo naturale. Così hanno fatto anche a Sant'Angelo lungo il Sile, dove grandi e piccini hanno recuperato pentole e coperchi e hanno intonato una straordinaria sinfonia di primavera che sicuramente anche Igor Stravinsky forse avrebbe voluto dirigere. Una festa immensa, una roba di quando che ero piccoletta, mi ritorna in mente le robe che si facevano una volta. Finalmente è una roba che si è tornata fuori ancora. Perché si è messo il cappello con... Perché ho detto marzo era l'inverno, adesso la primavera arriva. Qualcuno potrà sorridere pensando a questa interpretazione naif dell'ambiente, ma a guardare bene, se un tempo il fracasso serviva a svegliare la natura, oggi forse deve servire a svegliare l'umanità. Ecco perché Gianni Marini e la sua pastoria del Borgofuro non permettono che questa tradizione anneghi nel mare della modernità virtuale. Ha ancora un senso portare avanti questa tradizione? Secondo me sempre più senso. Adesso vedremo i nostri ragazzi, i nostri giovani che con i telefonini si va a parlare per tutto il mondo
per dire che ragazzi qua l'ambiente è da fuori delle fasi, quindi mancano altri giovani, cerchiamo di mettersi d'accordo, di salvare qualcosa. Ragazzi, una volta non che era l'inquinamento o quello che era, io volevo bene la natura che diceva svegliate albero, svegliate vita, e adesso non altri bisogna che diciamo manco plastica, manco robe, perché la natura bisogna volerle bene. Sabato scorso il suo annuncio di lasciare il Movimento 5 Stelle ha creato ampio dibattito a Treviso. Fra pochissimo in diretta con noi ci sarà Domenico Lo Sappio, in collegamento da Roma il parlamentare pentastellato Federico D'Inca. Non perdete l'appuntamento commenti 10 fra pochissimo. E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ben ritrovati al meteo. La settimana prosegue in compagnia del sole e anche la giornata di mercoledì 27 marzo non vedrà grandi variazioni rispetto ai giorni scorsi. Nel dettaglio sul Veneto sarà soleggiato su tutti i settori, con cielo poco nuvoloso salvo per qualche foschia mattutina sulle pianure, ma in rapido dissolvimento. Temperature minime tra 1 e 7 gradi, massime in ulteriore lieve calo tra 12 e 14 gradi circa. Poche novità sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento e con un cielo caratterizzato al massimo dalla presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 3 e 7 gradi, massime più fresche tra 12 e 14 gradi circa. Condizioni di bel tempo anche sul Trentino Alto Adige, con ampio soleggiamento ovunque e con cielo poco nuvoloso su tutti i settori. Temperature minime intorno a 1 grado, massime in diminuzione sui 17 gradi circa. Bene, dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.